fanno innamorare. Socchiuse gli occhi e annusò l'aria. Ecco, era quello di cui si era innamorato durante il viaggio per mare. Erano quei sentori umidi di alghe sbattute tra gli scogli, quella sensazione di libertà che la sua vita troppo regolata aveva perduto. Con la visione di questo video prodotto da Pino Panisi, che ringrazio e qui presente, quindi vi chiedo di fare un ulteriore applauso. E con la bellissima voce di Simona Gualtieri, giovanissima anagraficamente, ma già alle spalle ha un'esperienza di attrice. L'associazione cittadina è lieta di aprire oggi il nostro maggio dei libri. Il maggio dei libri è una sorta di mission che inizia il 23 aprile con la giornata mondiale del libro e si conclude il 31 maggio. Oggi abbiamo il piacere di ospitare, di dialogare con la nostra scrittrice Anna Maria Zizza e con questo bellissimo romanzo proposto per il premio Strega, che è il premio più ambito della letteratura italiana. Non voglio parlare del libro perché ci sarà la nostra moderatrice, che ringrazio, la professoressa Angela Pistorio, ma vi assicuro che è un libro che va assolutamente letto. È un libro ricco di dolcezze, di riscatto femminile. È un libro che riempie il cuore davvero. E poi perché l'abbiamo voluto proporre? Perché abbiamo a ridosso della festa della mamma, quindi un pretesto per regalarlo, ma ci sono tantissime mamme presenti, per autoregalarcelo, perché veramente ne vale davvero la pena. Do la parola alla nostra Angela Pistorio. Grazie. A me piace entrare tra un poco scelto da Metropolitano. E quindi cosa devo dire? Intanto faccio il contrario, i ringraziamenti saranno sul finale, io li faccio all'inizio, perché all'inizio mi danno una carica maggiore, perché vedere una platea piena di amici e di attenti lettori della lettura oggi è veramente una rarità. Quindi anche se non si riempiono le sale, però bastano pochi, ma di qualità, perché la lettura forse è in pochi e chi la comprende ha un cuore nobile, questo lo penso io. Allora ringrazio i qui presenti, non elenco perché posso dimenticarne qualcuno, però permettetemi di poter ringraziare Pino Parisi che ci ha omaggiato con la sua presenza, di poter veramente capire cosa c'è dietro un libro e cosa c'è dietro una candidatura o un concorso. I concorsi non vanno presi sotto gamba, vanno preparati. Che con questo testo abbiamo scarnificato l'autrice, perché parla di una storia che possa essere storia di tante storie. Quanti orfanelli nel mondo? Quante si sono fatte le ossa e sono state protette, violentate e così via dicendo. Mi fermo qui perché desidero passare la parola alla vera protagonista della serata e a presentarsi. Non mi piace di siccome lei si deve prendere la responsabilità di declamarsi, passo a lei la parola. Prego. Insomma, Possiamo fare. Presentiamo questa scrittrice intanto come essere umano. Sono docente al classico di Acireale, insegno lettere, nel senso che io scrivo dal 2020 circa, quindi sono 5 anni circa. Ho pubblicato nel frattempo 3 libri che possono sembrare tanti, ma che in realtà affrontano epoche storiche diverse. Io adoro la proprio storia, il romanzo storico, perché questo è il mio terzo romanzo, ambientato in un'altra epoca completamente diversa, ma probabilmente perché era arrivato, io dico, forse il tempo di parlare di radici. Come
mai tu hai addolcito questo termine, negandolo tra ciò che possa essere il dialetto siciliano, che poi secondo la natura del dialetto, perché anche noi in Sicilia non abbiamo tutti la stessa dizione, la possiamo però adducere. Bene, allora, come mai tu, pur ponendoti con il termine siciliana, hai preferito questo termine? C'è una ragione, innanzitutto perché l'ho letto in alcuni saggi, perché questo romanzo nasce da lettura anche qua di tanti libri, perché inevitabile in un romanzo storico, perché lo sto lì a scrivere cose che potrebbero magari anche, come dire, un passaggio del libro che può sembrare quasi scritto a caso, così, come dire, un divertissement quasi, in realtà invece nasce proprio da una lettura di un saggio, anche quello, da un evento di cui ho sentito parlare e ho detto, ecco, la parola dolcera l'ho trovata in alcuni saggi storici, si parlava di gastronomia, della cucina, dei dolci, soprattutto che vengono fatti realizzati da noi nelle case dei nobili praticamente tra il 1700 e il 700 e il 800. Poi ho pensato anche ad un romanzo della Spina, si fa la Spina, la creata Antonia, perché non è la criata come sarebbe dovuto essere, ma è la creata, cioè nel senso che loro hanno addolcito, italianizzato una parola siciliana, criata. Non deve essere per forza il tema dialettale più o meno incarnato, ma la dolcera o aluciera, o come lo si possa dire in altre parti della stessa Sicilia, è colei che ha bisogno di dolcezze per poter un po' addolcire le sue amarezze della vita, e la scrittrice questo lo metterà in evidenza. Continuiamo con la lettura, visto che siamo coinvolti. Simona Staffa. Era un dolce semplice che aveva imparato a preparare al reclusorio da sorella, che le aveva mostrato come preparare la pasta frolla con l'aggiunta di strutto e come tagliarla a cerchi, pizzicandola ai bordi per formare dei merli, come quelli dei castelli. Maria, invece, andava a sentimento, a naso e a occhio, mai sicura del risultato fino a quando il dolce non usciva dal forno. Poi nella vita c'è una bella fase di opposizione nei confronti dei genitori. Ecco, a me è piaciuto fare questa cosa perché io ho la lavagna bianca, io ho la lavagna nera, non sono bianco, non ha un passato, quindi è aperta a tutto. E nella crescita, perché ha sofferto tanto, lei subisce anche uno stupro tra le altre cose, anche a causa di questi drammi subiti, di questi stigmi di cui lei è vittima, gli stigmi come le stigmate dei nostri santi anche, lei in qualche modo proprio la tendenza con le parti. Per esempio mi ha stupito molto quando descrivi il viso proprio come un angelo del Gaggini, proprio mi ha fatto impazzire, anche perché noi abbiamo anche una scrittura del Gaggini, la Madonna della Catena, i denti una bellezza sconvolgente, quindi già immagini questo viso angelico Con i capelli ricci, perché non so se lo posso dire, oggi si dice, scusate, una parola che io detesto, lo posso dire, spoiler. Anticipazione, non è meglio, non suona meglio in italiano. È fatalismi, l'hai detto. però non l'abbiamo detto, ecco, silenzio. Allora dicevo, magari anche per dire qualcosa, magari che come diceva Paul, ci sono i nobili chiusi nei loro privilegi, dediti al vizio e al gioco, uomini e donne infedeli, fanno a gara. La scrittrice che già conosco, perché nei suoi libri in effetti lei utilizza come personaggio donne, la regina di Tebe, Maria e altri. Poi naturalmente parlando del privato, io qui, così come le chiesi una volta, ci trovo un po' l'alter ego
scrittrici. No, lo dice lei, anche perché e a questo punto io domanderei un parallelismo, visto che lei è innamorata di Manzoni, fra la Maria e la Lucia. Mi risponda a questo. Perché ha delle sue caratteristiche anche, non so se avete fatto caso di aver letto questo romanzo, a un certo punto c'è la citazione di Manzoni, esattamente quando lui arriva nella grande città, Milano, e io ho messo come riferimento come ecco praticamente, come dire, insomma, passaggio, una citazione, quando Renzo si trova davanti alla gran fabbrica del Duomo e quindi è tutto eccitato, è tutto felice, contento, ma nello stesso tempo però pensa, si volge e guarda le montagne che stanno dietro di lui, quindi c'è il passato, il presente e la nostalgia, no? Quasi l'essere pentito, però nello stesso tempo essere felice, perché è in un luogo nuovo, quindi può sperimentare come ogni ragazzo deve fare nella propria vita, fare delle esperienze nuove. Lucia di meno, Beatrice forse di più, ma in realtà Maria è molte cose. Maria è un personaggio che, come l'intero romanzo, è improntato alla sensorialità, nel senso puro del termine. Nel senso che è un personaggio sensuale, è un personaggio che si metamorfosa con l'aria, con i profumi. È barocco anche per questo romanzo. Non è barocco perché è pesante, nel senso che è ridondante, descrittivista, eccetera. È barocco perché si perde la dimensione dell'io interiore, del mondo esterno, e Maria si fa cannella, Maria si fa zucchero. E poi perché mi è piaciuto che nel barocco è una caratteristica, è un periodo storico che io adoro tra altre cose proprio letterariamente. Mi è piaciuta anche la contaminazione dell'alto e del basso che si vede nella società, descritta negli aspetti bassi e alti e anche nella lingua. Professoressa, io vorrei chiedere una cosa, perché lei a questo punto si batte soprattutto per la questione delle donne, così come la regina di Tebe, cioè questo poi prevalere nella donna. Sì, certo. Il principe Vincenzo, come sempre, ha fatto centro. Dobbiamo raccogliere i suoi pensieri come si fa nel passato con quelli dei saggi padri della Chiesa. Lo trovo una definizione perfetta, sapete? Giuseppe si sentiva oggetto degli sguardi della principessa Caterina, che lo spolpava fino a dove arrivano gli occhi, ma pareva quasi scandagliare anche le parti, quelle nascoste sotto la tavola. Però senza, ma lei che scrive queste cose? E poi la donna, ma certo che fa venire i fili sulla testa. Dicono che le scrivo bene queste scene. Ecco perché le piace. L'estate che passa in fretta, l'estate che torna ancora, e i giochi messi da parte, sei una chitarra nuova. Attenzione alla casa, perché le cantare
per questi momenti belli della nostra città, variegati, ci faremo anche la bocca d'oro e di questo cosa possiamo chiedere? Facci i complimenti a te, facci i complimenti ad Angela, alla nostra ispettrice, parliamo di cose importanti, di dolci e non solo, di storia, di Sicilia, di dolci e storie di Sicilia, che ne ha tanto da dire. Quindi grazie e ora vedremo, ti faccio anche io la bocca d'oro.